Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo giro siamo in montagna, al lago di Carezza. Abbiamo dormito 2 curve qua sopra e siamo stati svegliati da uno scoiattolo che ci è saltato sul tetto del van. E niente, è molto presto. E come altre volte che siamo venuti qui ci siamo svegliati presto per riuscire a godercelo senza nessuno. Dopo qualche milione di foto è ora di abbandonare il lago e adesso andiamo sul passo del San Pellegrino. Questo è il lago di San Pellegrino, anche qua siamo soli, quindi da Dio. Ah, giusto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di lasciarci un like se vi è piaciuto il video, che ci fa un sacco piacere. Facciamo il passo Valles e poi andiamo a vedere il lago di Panaveggio. Non avevamo delle aspettative incredibili per questo lago, ma almeno ci aspettavamo l'acqua. E invece è praticamente secco. Adesso stiamo camminando verso l'acqua, adesso ne troviamo un pochino. Ci spostiamo subito dal lago per andare verso il Passo Rolle. Di preciso andiamo alla Baita Segantini, che lì davanti dovrebbe esserci un laghetto dove fare la foto del riflesso delle pale di San Martino. Abbiamo trovato una fontana e ne approfittiamo per riempire il rubinetto che a casa ci siamo dimenticati. Arrivare alla baita c'è un trekking abbastanza corto e facile. Il problema è che c'è la neve, quindi è abbastanza impegnativo camminare adesso. Questo è il lago dove ci doveva essere il riflesso delle pale di San Martino, e il lago è ghiacciato, un po' ce lo aspettavamo visto la neve che c'è qui, e quindi niente, non c'è il mondo da vedere, dai, è comunque bello, ma ci accontentiamo. Qua farei la camminata, qualcuno si è riempito i talloni di vesciche. Un trekking, dai, non una camminata. Quindi direi basta camminate e trekking per questo weekend. E allora andiamo al lago Wellsberg. E poi è iniziato a piovere, quindi ce la prendiamo un po' in relax. Adesso abbandoniamo i riflessi di questo lago per andare al lago di Calaita. Siamo alla passerella sul fiume Senaiga, che è la prima tappa che dovevamo fare domattina, e invece siamo scesi da dove eravamo al lago perché era un gran freddo e preferivamo cercare un punto dove dormire un po' più in valle, solo che non stiamo trovando assolutamente niente, quindi sono già le 7:30, siamo arrivati qua e ci dobbiamo inventare qualcosa un po' all'ultimo.
Ce l'abbiamo fatta e ci siamo fermati in quest'area che ha i barbecue e poi c'è i tavoli anche sotto la tettoia. È un po' diverso da quello che cerchiamo di solito, ma in questa zona veramente ogni stradino che esce dalla strada principale c'è il divieto. Cioè non si è riusciti a trovare un buco in mezzo alla natura dove parcheggiarci, quindi ci facciamo andare bene questo. C'è anche una fontana, direi che non va male, dai. Buongiorno, siamo sul passo Croce Daune e adesso facciamo colazione, ci facciamo un cappuccino e poi scendiamo che andiamo a cercare una cascata che so che c'è dall'altra parte ma non sappiamo il nome, ma si vede dalla strada. Arrivati e si chiama Cascata Cismon. Ora siamo al lago di Corlo. Sempre qui sul lago c'è un ponte tibetano, adesso andiamo a vederlo. Falso allarme, è un ponte e basta, non è tibetano. Ora stiamo andando al laghetto e grotta del ponte Subiolo. Wow. L'acqua ha un colore assurdo. Ok, abbiamo trovato un bel posto per la pausa pranzo e mangiamo e poi torniamo verso casa. Ok, questo giro è finito e come al solito vi ricordiamo di iscrivervi al canale e se vi è piaciuto di lasciarci un like. E in più vogliamo salutare un nostro fan che è Chris. Ciao Chris! Ciao! In realtà abbiamo fatto una piccola deviazione per andare a vedere questo luogo abbandonato, che non vi diciamo dov'è di preciso. Ma è tra Padova e Rovigo. Perché è stato abbastanza complicato da trovare. E niente. Ciao a tutti! Alla prossima, ciao ciao!